Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se volete capire cos'è l'odio ideologico, atavico, cieco, avete un post perfetto da leggere, una sintesi dell'odio ideologico. Il post lo ha scritto Roberto Saviano a proposito di Elon Musk. Cioè, diciamo, un ominicchio avrebbe detto Sciascia a proposito di un genio. In ogni caso, Saviano ha postato l'intervento di Musk alla festa coi sostenitori di Trump per l'insediamento di ieri. Parentesi, c'è questa surreale polemica da cui prende spunto anche Saviano sul fatto che Musk avrebbe fatto il saluto fascista se non nazista. Allora ragazzi, può non piacervi Elon Musk, potete odiare quello che rappresenta, ma dovete sapere con chi avete a che fare. Elon Musk è un anarcocapitalista con venature libertarie che si inserisce in un filone di pensiero tipicamente americano e anglosassone, è uno che vuole ridurre lo Stato al minimo, tant'è che Trump gli ha dato questo incarico a livello governativo, proprio quello di falciare la burocrazia e i tentacoli dello Stato. Non credo possa combaciare bene con l'ideologia fascista che, come diceva Mussolini, si sintetizza nell'aforisma tutto nello Stato, nulla al di fuori dello Stato, cioè l'opposto Musk. Ha messo la mano sul cuore e allungato il braccio, come hanno fatto in America a dei comizi, e si vede in rete oggi, addirittura Barack Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris ha fatto un saluto. Al massimo forse lui voleva evocare l'impero romano, di cui è un grande sostenitore, ma sicuramente Elon Musk non è un nazifascista. Ma in ogni caso, sentite cosa scrive Saviano. La fine di tutto questo sarà violenta. La sua caduta sarà pari a quella di coloro a cui storicamente si richiama con questo gesto. Quindi Saviano auspica una fine violenta per Elon Musk, quindi non so, verrà ucciso immagino, tant'è che sostanzialmente dice che finirà, visto che lo vuole schiacciare sul fascismo, sul nazismo, finirà appeso a Piazzale Loreto, no? Questo sta dicendo Saviano. Cadrà Musk per mano di coloro che ora izza, alimentati dalla stessa violenza che pratica. Ma che violenza pratica Elon Musk? Non ci sono parole, quindi andiamo avanti a leggere. Prima di cadere, però, quanto orrore ancora. Quanto orrore ancora, no? Non si sta riferendo ai laogai cinesi, scusate, ai gulag russi nell'Artico, all'orrenda teocrazia iraniana, al regime stalinista della Corea del Nord. No, l'orrore è la democrazia americana, perché hanno vinto quelli che non piacciono a Saviano. E infatti dice: quanto durerà l'agonia della democrazia? Cioè l'agonia della democrazia, perché più di 70 milioni di americani si sono liberamente espressi e hanno preferito incredibilmente l'agenda Musk-Trump all'agenda Kamala Harris. La fine sua e dei suoi schierani italiani è prevedibile, quindi immagino che in modo contorto auguri la fine, presumibilmente violenta, visto quello che ha detto sopra anche di Meloni e Salvini. Lascia intravedere mostruosità politiche che credevamo di aver sepolto per sempre. Che tu sia maledetto, Musk. Ecco, questo post è veramente un mini trattatello sull'odio. C'è una componente poi surreale effettivamente, perché noi ne stiamo parlando come se Saviano fosse come dire, allo stesso livello e quindi effettivamente stesse polemizzando con Elon Musk. Ora rimettiamo un attimo in ordine, perché nella vita c'è una gerarchia. Saviano fondamentalmente è famoso per aver scritto un libro 19 anni fa, Gomorra, per il quale relativamente ad alcuni pezzi è stato condannato in via definitiva per plagio, e da lì in poi ha vissuto di questo suo essere, diciamo, avrebbe detto Sciascia, un professionista dell'antimafia o dell'anticamorra, vezzeggiato nei salottini e sempre pronto a fare la morale a destra, ovviamente. Questo è Saviano. Cioè la cosa migliore che ha fatto è un libro di 19 anni fa, rispetto a cui c'è una condanna in via definitiva e cronaca Cassazione per plagio. Elon Musk no, fa ridere solo sviscerare il paragone. Elon Musk
è uno che ha inventato PayPal, cioè un metodo nuovo di pagamento. Dopodiché ha inventato SpaceX, ha rivoluzionato la tecnologia satellitare, cioè ha cambiato il paradigma, ha portato i satelliti che mentre quelli vecchi geostazionari erano a 36.000 km dalla Terra, i suoi sono a 500 km dalla Terra. Ha costruito razzi integralmente recuperabili, facendo un passo da gigante nell'esplorazione spaziale. Ha un programma credibile per andare su Marte e lo sta rispettando, tant'è che Trump ha detto porteremo le stelle strisce su Marte, cioè Musk rischia di essere seriamente l'uomo che porta l'umanità su Marte. Ha preso un social, l'ex Twitter, e ha riportato il free speech nell'arena virtuale. Diciamo che è uno che ogni cosa che ha fatto l'ha fatta da solo in nome di una visione che ha realizzato, ed è un visionario, è uno che sposta in là il limite dell'umano. Ne nascono 4 o 5 come Musk a essere generosi a generazione, no? C'è una componente veramente ulissiaca, cioè che porta oltre, anche con una sorta di ubris ovviamente, ma è quell'ubris che è l'essenza dell'umano che fa fare i salti all'umano. Saviano è famoso per un libro di 19 anni fa, per cui c'è una condanna per plagio. Direi che questa è l'immagine definitiva. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio